Buona serata, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a TV7 Match e benvenuti anche ai nostri ospiti. Li presento subito, inizio alla mia sinistra Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega Nord. Buonasera, Sandonà, grazie di essere qua. Al suo fianco Michele Grinzato della segreteria provinciale del Partito Socialista Italiano di Padova. Buonasera, buonasera al nostro editore Ermanno Casen. Buonasera Ermanno. Al suo fianco Antonio Guadagnini, consigliere regionale del gruppo Siamo Veneto, è corretto? Buonasera Guadagnini. Buonasera. E al suo fianco Angelo Zuppardo, articolo 1, Movimento Democratico Progressista. Buonasera. Buonasera Zuppardo, grazie anche a lei di essere qua. Allora, puntata particolarmente vivace questa sera perché domenica si vota, 22 ottobre, dalle 7 del mattino fino alle 11 ci sarà più di 4 milioni di veneti chiamati alle urne per esprimersi su questo referendum per l'autonomia. Questo sarà il tema che affronteremo con i nostri ospiti in questa parte della trasmissione. Poi invece dalle 23 affronteremo la questione dell'energia nucleare, delle scorie nucleari. Avremo degli esperti in studio, quindi sarà una serata veramente interessante. In apertura invece, come di consueto e come tradizione nella nostra trasmissione, abbiamo lo spazio dedicato alle ricorrenze storiche della settimana. Come sempre le anticipiamo, le ricordiamo nella nostra sigla, la sigla di Memorandum. Vediamo. Memorandum, storia e memoria. 15 ottobre 70 a.C. nasce Publio Virgilio Marone. 16 ottobre 1978 il cardinale polacco Karol Wojtyła viene eletto papa. 17 ottobre 1931 Al Capone condannato a 11 anni di carcere per evasione fiscale. 21 ottobre 1879 la lampadina elettrica di Thomas Edison. Beh, insomma, questa settimana partiamo da lontano, partiamo dal 70 a.C. con la nascita di Publio Virgilio Marone. E noi lo ricordiamo, introduciamo appunto questo argomento con un pezzetto della Divina Commedia recitata da Vittorio Gassman. Sentiamo. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'uomo certo. Risposemi, non uomo, Homo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali al dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume. Risposi io lui con vergognosa fronte: o degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu sei lo mio maestro, il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi. Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. Ecco, eccoci qua, dunque giusto un brano di questo incontro, diciamo così, ma poi Virgilio accompagnerà Dante appunto lungo la Divina Commedia. Zuppardo, qua ci sono ricordi di storia soprattutto, sì, no? Di storia e di scuola, la classicità. No? Ce la ricordiamo dalla scuola. Potrebbe essere considerato la classicità, la Roma antica, il grande impero, inteso però la Roma di quel tempo. Beh, poi c'è un Gassman straordinario, uno dei più grandi attori. Molto bello da fare vedere ai ragazzi a scuola, fatta così la Divina Commedia è molto affascinante, è un modo di comunicare. Ma l'ha studiata a scuola lei? Sì. Sì. Beh, insomma, questo è Virgilio, cioè, poi la Divina Commedia fatta così è interessante. Adesso noi abbiamo un problema a scuola come comunichiamo ai ragazzi, nell'era della tecnologia si fa fatica nella lettura, probabilmente queste cose aiutano, ecco. No? Quando ci sono grandi interpreti un po' così benigni con la Costituzione italiana che riescono a interpretare, questa è la magia del teatro e dell'interpretazione, ecco. Certo. Guadagnini, allora lei ha ricordi? Sì, l'ho studiato anch'io, però la prima cosa che mi viene in mente quando si parla di autori, comunque di personaggi famosi della Roma antica, ne parlavamo prima, la legge del trapasso con la Roma attuale, cioè tanto grande era quella civiltà lì quanto miserabile è questa, cioè sono due città che, cioè, lì in quella terra camminavano Virgilio, Giulio Cesare, Ottaviano, Scipione l'Africano, cioè questi giganti, insomma li abbiamo studiati anche a scuola e li conosciamo, e adesso ci sono, non faccio nomi per pietà, per carità di patria la loro. E è incredibile come dallo stesso luogo possano nascere frutti così diversi, sì. E ci si riallaccia anche al tema dell'autonomia, insomma, certo. Il problema è che se avessimo come dire, governanti di quel tipo forse non sarebbe neanche necessario fare un referendum, è che abbiamo questi e diventa indispensabile. Certo. San Donà, sono passati più di 2000 anni effettivamente, chissà se tra 2000 anni ricorderanno i personaggi di oggi. È difficile, no? È molto difficile che ricorderanno, però questi erano personaggi in certo qual senso immortali. Virgilio è un personaggio immortale, già quando è morto lui era una semidivinità, insomma, a Roma era venerato, lui ha formato anche, è parte anche della nostra formazione classica, e quindi che si è così portata in avanti per così tanto tempo fino ai giorni nostri, significa che tutto quello che è stato espresso, che poi è stato anche riportato nella Divina Commedia, abbiamo sentito poi fra l'altro questa straordinaria interpretazione anche di Gassman televisiva, che potrebbe essere ancora di grande attualità per insegnare ancora i ragazzi, ma diciamo che sono personaggi che sono sostanzialmente immortali, ecco. Certo. Professor Casena, allora, personaggi immortali sicuramente, e questo incontro di Dante con Virgilio? È un incontro annunciato, perché chiaramente Dante ha preso ispirazione sia nella lingua che nel creare la commedia da Virgilio. Virgilio è importante perché all'epoca di Roma, quando lui scrive le sue opere, scrive l'ultima opera, che poi peraltro chiese che venisse distrutta perché muore, diciamo, improvvisamente, e ritiene che la sua opera non sia completa, e quindi è un'opera incompiuta, ma comunque Cesare la fa pubblicare, perché in realtà questa opera, l'Eneide, racconta la storia di Enea, crea la storia di Roma. Virgilio inventa la storia di Roma e inventa le origini dei Cesari, e naturalmente non si poteva distruggere una cosa di questo genere.
diciamo che i romani avevano ben altra origine, però ci voleva qualcuno che desse una nobiltà a questi romani che si sprecavano a fare guerre civili e a conquistare mezzo mondo e depredare praticamente il mondo dell'epoca. Virgilio sicuramente è un grande poeta, come poteva essere soltanto un poeta che tranquillamente viveva a Roma e che aveva fatto gli studi molto importanti e aveva conosciuto Mecenate, e Mecenate era quello che poi gli diede la possibilità di svolgere il proprio, diciamo, la propria passione, perché in realtà lui sarebbe diventato poi un avvocato, diciamo, in termini moderni, ma invece poté restare a fare il poeta perché Mecenate gli diede un grande aiuto. Certo, ho pensato, allora, Virgilio diciamo, si collega anche alla storia di Padova nell'Eneide, no? Ricordiamo si collega che... anche alla storia di Padova tramite la figura di Altino, ma senz'altro mi ricollegherei però al concetto di storia che ci ha appena brillantemente spiegato il professor Casen. Si ricollega a quella che per noi è storia alla luce di testi che ci sono stati tramandati. Ci ha spiegato con molta precisione che non sempre quella che noi riteniamo storia rappresenta i fatti per come si sono verificati. La tradizione è diversa dalla storia. La tradizione dei testi di Virgilio è senz'altro diversa dalla storia del periodo che Virgilio raccontava. La tradizione della figura di Virgilio in Dante è senz'altro diversa dal Virgilio uomo o Virgilio poeta che diceva. La cosa interessante della figura di Virgilio in Dante, la cosa per me particolarmente interessante, è sostanzialmente la sua impossibilità di scegliere la propria posizione all'interno, abbiamo appena sentito, all'interno del mondo ultraterreno. Lui è nato tra gli dei falsi e bugiardi, non ne può uscire. È una condizione vincolata, non per scelta, ma lui lì sta e lì deve stare, e lì starà per sempre. Certo. Professor Casen, vuole aggiungere qualcosa? No, deve restare lì perché poi passerà la mano alla giovane fanciulla che l'aspetta in paradiso. Parliamo di Dante quando passerà all'ultimo, al terzo libro della commedia, e quindi Virgilio abbandona Dante per questo motivo, non può andare in paradiso. Certo, certo. Noi andiamo avanti invece con le nostre ricorrenze, andiamo al 16 ottobre 1978, l'elezione del cardinale Karol Wojtyła al soglio pontificio. Arriva Giovanni Paolo II, vediamo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano, lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto
paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua Madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Ecco, questo qua è, diciamo, una delle frasi probabilmente che più è rimasta impressa nella memoria delle persone in quella serata di quel 16 ottobre 1978. Arrivava l'elezione di Papa Wojtyła, lo dice anche in questo suo discorso, che arriva a ridosso della scomparsa di Papa Luciani, che rimase in carica poco più di un mese, forse 33 giorni credo, forse esattamente. Quindi un'elezione che è stata particolarmente sentita anche appunto per, tra virgolette, il lutto che la Chiesa aveva avuto con questa morte prematura. Abbiamo già un Papa straniero, siamo nell'epoca moderna, da lì a poco nasce Solidarnosc, da lì a poco il mondo dei paesi dell'est crolla, e questo ci racconta che la Chiesa è una struttura, a proposito, no? È una struttura millenaria che ha una grande capacità di stare nelle pieghe del mondo. Oggi la Chiesa elegge un Papa che sta, unica voce del mondo che dice che questo sistema del mondo di liberismo selvaggio non funziona. E questo ci racconta, al di là di come se si può avere una fede o no, e di quanto una struttura millenaria, anche con riti, tra virgolette, intaccati nel tempo, poi invece è così capace di stare dentro le pieghe del mondo. E quell'elezione segna la novità di un Papa dell'Est, ma da lì a poco il mondo conosce una straordinaria, no? Dal punto di vista storico, una rottura storica, cade un intero sistema che era quello dei paesi, dei regimi dell'Est, dei dittatori dell'Est, e la Chiesa ha accompagnato quel processo. Papa Wojtyła dice: abbiamo combattuto il comunismo, ma adesso ci rimane da combattere il capitalismo con tutte le sue forme, e oggi eleggono un Papa che si chiama Papa Francesco, che nelle sue cose dice esattamente cose che sono, ci racconta di questo terribile mondo che è dominato, dove diciamo la grammatica di questo mondo è la grammatica dell'economia, non c'è altro che regola i rapporti tra le persone, tra noi e l'ambiente. E questo è affascinante, dalla grande capacità che ha la Chiesa cristiana, una istituzione millenaria, di stare nelle pieghe del mondo e di raccontarci questo mondo, al di là se sia una fede o no, è una cosa molto, molto affascinante. Certo. Guadagnini. Beh, Wojtyła se lo ricorda bene, immagino, no? È stato un Papa che ha lasciato, come diceva Zuppardo, ha lasciato un segno ben preciso, no? Sì, poi ha avuto un pontificato molto lungo, quindi questo ha giovato in effetti, perché poi appunto ha preso parte a diverse questioni a livello globale. Però in effetti il motivo principale per il quale rimarrà nella storia è proprio il suo aver accompagnato la fine del comunismo, che era il regime che c'era anche nel suo paese di origine, insomma, un regime che aveva causato non pochi problemi in tutto il mondo fino a quel momento, e grazie anche al presidente americano sono riusciti a porvi termine. In effetti stava cedendo già per conto suo, perché con l'elezione di Gorbaciov si era capito che ormai il regime stava implodendo,
però sicuramente dal punto di vista del messaggio cristiano, del messaggio pastorale, quello che è riuscito a fare lui dentro al suo paese, dentro ai paesi dell'est, è stata proprio una presa di coscienza del fatto che i cittadini avrebbero potuto, con la volontà giusta, con la capacità giusta, con la volontà giusta, determinati, porre fine anche a quel regime che sembrava invincibile fino a poco tempo prima, cioè nessuno avrebbe pensato a un collasso così repentino, e in effetti è stata veramente una cosa straordinaria che ha avuto Papa Wojtyla come principale protagonista, probabilmente. Sandonà, allora un'elezione, dicevo, che arriva a ridosso appunto di un lutto, però poi per come si è comportato e il peso che ha avuto, insomma, forse un'elezione, non dico pilotata, però... Io personalmente mi ricordo molto bene quella sera, anzi quel pomeriggio sera, dove lui è stato eletto al soglio pontificio, e la gente, mi ricordo che c'era una grande attesa, perché appunto c'era stata una forte dinamica anche sentimentale in quello che era successo qualche giorno prima, insomma, con la morte, l'improvvisa scomparsa di Papa Luciani, che era il Papa del sorriso, il Papa che aveva anche conquistato un po' tutti quanti. Sì, era entrato subito. Era entrato in feeling in maniera molto particolare, anche con i cristiani, ma anche in generale con tutta la società, diciamo, che fa riferimento all'Occidente. Era il Papa Veneto, insomma, che è stato eletto e che ha avuto questa fine improvvisa, insomma, anche un po' chiacchierata a volte, un po' si parla un po' di lui, quindi è un po' anche così, fa riflettere il fatto che un mese e mezzo, 2 mesi prima, insomma, Papa Wojtyla non avesse ricevuto i voti per salire al soglio, invece poi alla fine, insomma, è stata un po' una sorpresa, determinata anche da un intenso lavorio diplomatico da parte, all'epoca c'era un grande uomo di chiesa polacco che era il cardinale Wyszynski, e che, insomma, l'aveva un po' eletto a suo insomma, successore, e Wyszynski era ormai molto vecchio, e quindi, insomma, per una serie di motivi il Papa, poi lui aveva saputo anche costruire prima una serie si conosceva, aveva girato già il mondo prima, insomma, Papa Wojtyla, poi sarà famoso anche per una serie di gesti, a parte il discorso del comunismo, ma anche per una serie di gesti che sono, e di situazioni che sono rimaste negli occhi nostri per tantissimo tempo. Cioè, il primo è stata quella famosa frase: se mi sbaglio mi corrigerete, ma poi, insomma, ricordiamo il volo della colomba, che è tornata indietro, quando agitava il bastone era già ormai molto vecchio, non riusciva più a camminare, insomma è stato un Papa importante, ha determinato veramente il ruolo della storia. Certo, professor Casen, allora... Ma sicuramente è stato un Papa che ha determinato una svolta del Vaticano e della Chiesa Cattolica, e soprattutto ha dato una visione del mondo che fino a quel momento non era avvenuta. Non sappiamo cosa avrebbe fatto il suo predecessore, perché è vissuto troppo poco, ma il suo predecessore era un bel rivoluzionario, e quindi, diciamo, la sua morte così improvvisa ha creato molta suspense attorno a lui. Ma vediamo che poi anche Papa Wojtyla fu oggetto di un attentato, e quindi probabilmente se la cavò per il rotto della cuffia, perché poveretto fu operato, ci furono 8 ore di operazione e lo salvarono, ma questo determinò una difficoltà poi a poter svolgere la sua funzione, e invecchiò sicuramente dignitosamente, ma anche prematuramente. Fu un grande personaggio, e il personaggio dell'epoca, che ci ha lasciato
un ottimo ricordo, ma soprattutto fu il grande Papa che iniziò la tradizione dei grandi viaggi, e quindi tutti i papi successivi poi lo seguirono, perché sicuramente il viaggiare attraverso il mondo e non aspettare che i pellegrini vadano a Roma fu un'innovazione non indifferente. L'idea di superare la Chiesa di Roma, bisognava, il mondo è infinito, e quindi evangelizzare posti che possono sembrare tanto distanti, e la Chiesa ci insegna che forse, questo riguarda anche i partiti, dovremmo imparare ad attenere solidi valori invece di questa idea del cambiamenti repentini. La Chiesa ci insegna poi fondamentalmente, essendo un'istituzione mineraria, che lei è molto solida nei valori e ha una grande capacità di adeguamento, di modernità. È una lezione per chi fa politica affascinante. Grinzato, c'è qualcosa da aggiungere? Ci sarebbe moltissimo naturalmente da aggiungere, temo ci manchi il tempo, per quanto mi riguarda, senz'altro anche la competenza, ma una cosa stupefacente secondo me di Giovanni Paolo II è la sua poliedricità, cioè ha una complessità a livello personale straordinaria. Innanzitutto, pur avendo un carattere estremamente solido, direi anche tenace, in certi casi rigido, è passato sempre mediaticamente come una figura perfino tenera, che è un aggettivo che poco si addice alla figura del Papa, dolce quasi in alcuni casi. Poi estremamente, apparentemente, o diciamo a detta sua, convinto della ferma centralità dell'individuo in opposizione, come è stato ricordato, all'ideologia comunista, all'ideologia sovietica più che comunista nel suo complesso, e allo stesso tempo molto meno concessivo alla libertà dell'individuo per quanto riguardava invece le questioni quotidiane e personali dell'uomo. È stato convintamente antiabortista, convintamente oppositore del... mi ricordo il caso dei preservativi in Africa, in maniera assolutamente avanzata, avanguardista quasi rispetto ai tempi, visto che erano gli inizi degli anni '80, è stato estremamente attento si ricorda poco di lui, è passato sotto traccia, ma il periodo era febbrile, è stato molto attento alla questione dell'ecologia, per lui collegata, come adesso è ben dimostrato, sia con lo sviluppo dei paesi meno sviluppati, la carenza di alimentazione dei paesi meno sviluppati. L'aspetto ecologico lui l'aveva messo all'interno di una questione molto più complessa, come in effetti è, cosa che purtroppo si è dimenticata, ma sta venendo piano piano ripresa. Quindi ecco, non ha mai voluto indossare, non è stato il primo, ma non ha mai voluto indossare il triregno, perché simbolo di una regalità papale che da Portapie in avanti fortunatamente è stata sconfessata dagli ideali liberali dello Stato unitario, ma non ha mai voluto riesumare quel polveroso oggetto. Insomma, è stato un Papa dalle molte facce, che senz'altro ha lasciato una traccia estremamente rilevante nella seconda metà del Novecento. Certo, grazie. Allora, 17 ottobre 1931, il processo a Dal Capone, però ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.